Noi abbiamo esaminato tutta la rete di pianura, quindi con eccezione di Belluno che è in corso di esame, e i ponti, i viadotti che ci sono nella rete di pianura tutti esaminati, non c'è nessun ponte che sia a rischio di crolli o di problemi statici rilevanti. Sono per ora 504 i ponti e viadotti della rete di competenza di Veneto Strade oggetto di monitoraggio e valutazione della sicurezza. A completare l'opera mancano ancora diverse ispezioni in provincia di Belluno, ma nel resto della regione il controllo ha coperto il 100%. I ponti hanno bisogno, e anche i viadotti, di manutenzioni costanti. Noi già nel 2017 abbiamo dato a Veneto Strade, a valere sul bilancio 2018, 15 milioni di euro che sono stati integrati con altri 12 milioni l'anno scorso. Se la Regione Veneto ha stanziato il dovuto per la manutenzione delle tratte di sua competenza, l'auspicio è che lo stesso venga fatto anche dagli enti che gestiscono altre tratte. Intanto la valutazione del rischio dei ponti di Veneto Strade è stata divisa in 5 classi di attenzione: alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. Il 39% delle opere monitorate è in classe di attenzione alta. Un ponte che ha una classe di attenzione bassa, diciamo che una volta ogni 2 anni si può fare tranquillamente. Un ponte che è in classe di attenzione A, cioè molto elevata, necessita o del monitoraggio continuo o di ispezioni ogni 2-3 mesi. C'è tempo anche per un appello alle amministrazioni comunali. Alcuni interventi di restauro richiedono la chiusura di un tratto di strada e l'istituzione di una viabilità provvisoria che non sempre è stata concessa dai comuni. Si riuscisse, ogni sindaco riuscisse a fare la propria parte senza guardare esclusivamente al proprio campanile, sicuramente forse qualche disagio in meno agli utenti della strada riusciremo a toglierlo.